Benvenuti, oggi è mercoledì 8 gennaio 2025. Il sole sorge alle 7:15 e tramonta alle 16:57, la luna si leva alle 12:11 e cala all'1:26. Oggi si celebra San Massimo di Pavia. Il nome Massimo è di origine latina e significa il più grande, il maggiore. Oggi 8 gennaio ricordiamo una bizzarra ricorrenza sotto il nome di Ascanio Dei. Non si tratta di una festività ufficiale, bensì di una tradizione virale ed ironica nel mondo del web, nata a partire da un video pubblicato nel 2008 su YouTube. Nel video in questione, un utente decise di italianizzare, per assonanza, un testo di un brano iraniano. Con il passare del tempo la canzone è arrivata a milioni di visualizzazioni e questo evento è diventato particolarmente popolare con l'hashtag Ascanio Dei, che circola sui social media ogni anno, soprattutto in Italia. Tanti auguri a Damiano David, il frontman della band Måneskin, che oggi compie 26 anni. Ha fondato i Måneskin nel 2015 e con il gruppo ha partecipato a X Factor nel 2017, classificandosi al secondo posto. Nel 2021 hanno trionfato al Festival di Sanremo e all'Eurovision Song Contest con il brano Zitti e Buoni. Da allora il gruppo ha conquistato la scena mondiale, scalando le classifiche con i singoli I Wanna Be Your Slave e Beggin' e ricevendo numerosi riconoscimenti. È stato ufficializzato un tour mondiale che lo vedrà quest'anno in veste solista, abbandonando il gruppo almeno per il momento. Auguri anche a Sam Levinson, regista e sceneggiatore, nato negli Stati Uniti 40 anni fa. Figlio d'arte, suo padre è Barry Levinson, vincitore del premio Oscar nel 1989 per Rain Man. Sam ha raggiunto la fama internazionale grazie alla serie televisiva Euphoria, di cui è il creatore, lo sceneggiatore e il produttore esecutivo. Infine auguri a Manuela Arcuri, che oggi spegne 48 candeline. L'attrice e conduttrice ha iniziato la sua carriera come modella. Ha debuttato come attrice nel 1995 con il film Bambola, per poi recitare in numerose commedie e fiction televisive, tra cui Bagnomaria, Carabinieri, L'onore e il rispetto e Il peccato e la vergogna. Nel 2002 è stata scelta come co-conduttrice del Festival di Sanremo, affiancando Pippo Baudo e Vittoria Belvedere. L'8 gennaio del 1993 il giornalista siciliano Beppe Alfano viene freddato da 3 colpi di pistola in via Marconi a Barcellona Pozzo di Gotto, nel Messinese. La firma di Cosa Nostra appare più che evidente. Il corpo senza vita del 48enne cronista locale, collaboratore della Sicilia, viene trovato dentro una Renault. Le indagini portano alla condanna dell'esecutore e del mandante. Ma come funziona la risonanza magnetica? Si tratta di una tecnica in cui si usano delle onde ed un potente campo magnetico per creare immagini dettagliate delle strutture interne del corpo. In questo caso non ci sono raggi X in gioco e nessun rischio finora ha riscontrato correlazione diretta con questa tecnica. Ma sapete quanto è forte il magnete utilizzato? Fino a 40.000 volte più intenso di quello terrestre, quindi è assolutamente vietato portare in sala oggetti metallici perché verrebbero violentemente attratti dal magnete. Buongiorno ai 12. Oggi il cielo si apre con una solida luna in Toro, una luna che comunque vuole comunicare solidità e certezza. Ci riuscirà?
Scopriamolo insieme. Ariete, e beh, sicuramente per voi un occhio alle finanze era proprio necessario. Ebbene, ci sono delle buone notizie proprio perché Venere e la Luna cesseranno oggi un'idea più fortunata e comoda per gestire qualcosa di patrimoniale. Toro, la Luna oggi arriva nei vostri gradi e parla di morbidezza, sentimento, amore e desideri realizzati. Più di così, il suo buon rapporto con Venere vi assicura anche un po' di piccole fortune durante la giornata che potrebbe svolgersi in una maniera divertente e fortunata, appunto. Gemelli, la configurazione planetaria oggi prevede una serie di movimenti zodiacali che vi rendono più sensibili, più permeabili. Probabilmente oggi avete un bel da fare nel collocare e ricollocare emozioni e sensazioni. La vostra intuizione oggi comincia a essere un po' più ondivaga. Cancro, la giornata di oggi prevede la Luna in Toro e questo è assolutamente positivo per voi perché è un bell'assist di sestile. Seppure la Luna tenderà a quadrare a Marte, anch'esso ospite nei vostri gradi, una quadratura che nelle ore della giornata si spegnerà, ma che vi impegnerà un po' nel capire realmente quanto tra sogno e realtà si dovrà faticare per concretizzare un sogno d'amore. Leone, giornata oggi con una luna di quadratura, seppure se n'è andato Marte, la luna oggi vi fa i dispetti e potrebbe rendervi un po' nervosi, eppure il cielo è decisamente più sgombro, per cui affrontate i contrattempi della giornata con una certa filosofia. Vergine, luna amica e intrigono, una luna che vi fa sentire di nuovo sicuri e decisamente molto ben motivati nei confronti dell'amore e dei sentimenti. Forse sono arrivate delle risposte più chiare e voi vi sentite più sicuri. L'umore oggi è decisamente molto più stabile. Il sole peraltro continua a darvi coraggio e a indicarvi la strada. Bilancia, la giornata di oggi è una giornata che dismette la fastidiosa opposizione della Luna ai vostri gradi ed è una Luna che invece vi sospinge a pensare a tutta una serie di faccende che hanno a che fare con degli investimenti. Il piano economico quest'anno è decisamente pronto a ribaltarsi, per cui cercate di investire bene le vostre risorse perché potreste gettare le basi per un salto di qualità. Scorpione, giornata oggi che fa iniziare l'opposizione della Luna, quindi l'umore è un po' contrastante, un po' altalenante, avete bisogno di vedere qualcosa di voi stessi negli altri e di cercare in una maniera più lucida quello che può essere compatibile a voi. Sagittario, la giornata di oggi è una giornata che prevede il vostro Giove alle prese con una Venere capricciosa, quindi parliamo di aspettative in amore che non vorrete aver deluso. Per cui oggi parlerete con il partner o con la persona che vi piace cercando di capire se realmente quanto detto è ancora valido. Capricorno, giornata oggi molto importante visto che quel trigono Sole-Urano vi dà molta struttura, vi dà molta tecnica, energia, velocità. La Luna oggi peraltro vi chiarisce tutta una serie di cose che non avevate capito di alcuni comportamenti altrui. Coraggio comunque, sta arrivando Mercurio a consigliarvi bene, attendete. Acquario, giornata oggi molto ma molto interessante, visto che sul Nettuno convergono tanti raggi a cui voi stessi siete collegati tramite un Plutone creativo. Probabilmente anche in voi c'è una voglia di fuga e una voglia di andare. Forse siete un po' emozionati per tutto quello che comporta un piccolo spostamento, un cambiamento della solita routine. Cercate quindi di essere un pochino più allineati alla vostra volontà di portare avanti le cose. Pesci, giornata oggi molto interessante. Nettuno nei vostri gradi riceve un po' degli aspetti planetari che sono assolutamente determinanti per lo svolgersi della giornata. Oggi avete la dote di comprendere proprio tutti e di sapervi immedesimare, quindi vi metterete a disposizione per cooperare e per far andare bene le cose perché amate le persone con cui lavorate.
L'8 gennaio del 1935 nasce il re del rock, Elvis Presley. Nei suoi 24 anni di carriera, The Pelvis pubblica 61 album e vende 1 miliardo di dischi in tutto il mondo. Il successo purtroppo non lo salva. Dopo il divorzio dalla moglie Priscilla vive una lunga depressione, durante la quale abusa di psicofarmaci che lo fanno ingrassare moltissimo. Stroncato da un arresto cardiaco, muore a Memphis nel 1977. Oggi vi spiego l'espressione a bizzeffe, che significa in grande quantità o in abbondanza. L'origine di questo modo di dire è araba. Bizzeffe infatti deriva da bizef, che vuol dire molto. Questa parola è poi entrata di diritto nella lingua italiana. Non perdete l'opportunità di restare sempre aggiornati con i nostri video. Iscrivetevi e attivate le notifiche per non perdere nessun nuovo contenuto. Il matto di oggi è il cantautore David Bowie, soprannominato White Duke, il Duca Bianco. Fin dalla gioventù era appassionato di stregoneria e buddismo, al punto da trascorrere un periodo di isolamento in Scozia. Consumato dall'abuso di droga, arrivò a pesare 40 kg. Stupì anche nel testamento, una grossa parte dei suoi $100 milioni fu lasciata alla sua vecchia tata. Ci salutiamo con la frase del giorno. David Bowie diceva: "Per me la musica è il colore, non il dipinto. La mia musica mi permette di dipingere me stesso." Come al solito il tempo è volato in vostra compagnia, ma mi raccomando, io vi aspetto domani con una nuova imperdibile puntata dell'Almanacco, sempre su questi schermi. Restate con noi. Buona giornata dalla vostra Martina.